Al ministro Piantedosi abbiamo voluto portare la voce di 1075 donne, uomini e bambini che il governo italiano ha bloccato per oltre 15 giorni in alto mare. La voce dei 1000 migranti bloccati a bordo di 4 navi umanitarie, Beppe Caccia l'ha portata assieme ad altri 2 attivisti della ONG Mediterranea al ministro degli interni Matteo Piantedosi a Venezia per la cerimonia di insediamento del nuovo rabbino capo. Gli sbarchi selettivi avvenuti in queste ore al porto di Catania, peraltro, sono definiti una pratica discriminatoria verso persone in fuga dagli abusi e dalle violenze che avvengono in Libia, una pratica non solo umanamente inaccettabile, ma che viola il diritto internazionale e le leggi italiane. Stiamo parlando di numeri che per il nostro paese, per l'Europa intera, sono facilmente gestibili. A non volersi far carico degli arrivi e della solidarietà con queste persone sono proprio quei governi di destra che sono gli alleati di chi attualmente governa il nostro paese. Nelle prime 2 settimane del governo Meloni, aggiunge Caccia, sono avvenuti 10.000 sbarchi, 5.000 migranti sono stati soccorsi da imbarcazioni militari e delle forze dell'ordine italiane, 4.000 circa sono arrivati in autonomia e solo 1 migliaio attraverso navi civili e umanitarie. A queste persone che per la gran parte, nella maggioranza dei casi, non vogliono rimanere in Italia, ma vogliono andare a trovare lavoro o sostegno in altri paesi europei, vanno trovati dei meccanismi di ridistribuzione. Ed è questo il compito della politica, non fare propaganda sulla pelle della persona.